C'è attesa tra i partiti politici per la decisione del commissario dello Stato Carmelo Aronica sulla finanziaria approvata mercoledì all'alba all'Ars. Nel mirino la famigerata tabella H, quella con la quale 137 enti hanno beneficiato di contributi a pioggia. Il commissario avrebbe già chiesto dei chiarimenti e la finanziaria continua ad essere al centro dei commenti dei partiti. Spaccato il PDL, 5 deputati hanno votato contro, altri 5 della componente alfaniana hanno lasciato invece l'aula. Sentiamo il capogruppo Nino Dasero. Una finanziaria di sopravvivenza su cui noi abbiamo espresso delle riserve, abbiamo anche votato contro, però abbiamo dato un nostro contributo perché riteniamo che è il momento in cui le forze politiche e particolarmente il PDL deve distinguersi per il suo impegno nel realizzare punti qualificanti di una realtà difficile. Sicuramente la norma che prevede l'esenzione IRAP su imprenditoria femminile e giovanile, la ricomposizione della proprietà fondiaria, l'intervento sul diritto alla vita, sugli oratori, la capacità di dimostrare che anche la scuola, anche un intervento su cui non c'è stata sensibilità da parte del governo sulle scuole, il buono scuola, la capacità anche di capire che bisogna pensare a sopravvivere da una parte ma alle imprese dall'altra. Abbiamo denunziato questo grave questa grave disattenzione verso le politiche del credito e verso le politiche per l'impresa. Nessun sostegno, nessun intervento in questa direzione. Noi siamo fortemente convinti che invece dobbiamo farne un motivo di grande priorità.